Sempre dalla parte dei bambini è il messaggio che lancia la scuola calcio di Raffadali, affiliata alla FIGC. Il bambino non è un adulto in miniatura, nell'avvicinarsi allo sport ripone aspettative proprie, ben diverse da quelle dei grandi. Come altrettanto differenti sono le necessità psicofisiche da incrementare. Le capacità coordinative di base, la multilateralità e la polisportività, la polivalenza e il gioco libero, all'interno del quale trovano le migliori condizioni di progresso qualità come l'autonomia nei modi di agire, il desiderio di sperimentare ambiti del movimento sconosciuti attraverso iniziative personali, la possibilità di sbagliare un gesto o un comportamento senza il timore di scatenare giudizi negativi di ritorno, spesso mal comunicati e di probabile interferenza sui tentativi futuri. Il calcio favorisce la socializzazione, lo spirito di gruppo, il rispetto delle regole e il lavoro di squadra. Per scoprire il talento c'è tempo, la cosa importante è che gli istruttori interpretino il calcio con assoluta serenità, curando soprattutto il comportamento dei ragazzini dentro e fuori dal terreno di gioco. Un altro aspetto psicologico importante riguarda le aspettative, spesso più legate ai genitori che ai bambini. È importante non creare pressioni sui piccoli atleti e impostare tutto come un gioco, senza esasperare le scelte e fomentare illusioni. In tale contesto il calcio deve essere un pretesto per lavorare correttamente nell'indirizzo dell'avviamento allo sport, quello che ha ottenuto in questo finale di stagione la società raffadalese. Il nostro principale motivo è quello di fare divertire e fare socializzare tutti i ragazzi, principalmente di Raffadale, e penso che in quest'anno, come nell'anno precedente, ci siamo riusciti.